Buongiorno, sono la dottoressa Elisabetta Balestro dell'Unità Operativa di Pneumologia e referente per la rete europea delle malattie rare interstiziali per l'azienda Ospedale Università di Padova. Fibrosi polmonare è un termine generico che indica delle malattie polmonari croniche. Sono malattie per cui se ne contano anche oltre 200 diverse e per le quali è conosciuto un meccanismo per cui il tessuto polmonare viene sostituito da tessuto connettivo esuberante che porta a ridurne l'elasticità e aumentarne la rigidità fino a causarne la carenza di ossigeno e l'insufficienza respiratoria. La più conosciuta è la fibrosi polmonare idiopatica, la cui causa a tuttora non è nota. È una malattia cronica, progressiva e anche imprevedibile nel suo decorso. Colpisce prevalentemente i soggetti di sesso maschile di età superiore ai 50 anni che presentano all'esordio tosse oppure fatica respiratoria con gli sforzi che vanno da sforzi più intensi a sforzi più lievi. Notoriamente il fattore di rischio principalmente coinvolto in questa malattia è il fumo di sigaretta. Sono malattie per cui la diagnosi spesso è tardiva e questo ritardo diagnostico, che vanta addirittura fino anche a 12 o 24 mesi dall'esordio dei sintomi, spesso è dovuto a una diagnosi errata oppure a un ritardo nell'invio di centri specialistici dove vi sono professionisti dedicati a queste malattie. Ad oggi le terapie hanno lo scopo di rallentarne la progressione, ma a tutt'oggi non esiste un farmaco che possa bloccarne la progressione, per cui il decorso di questi pazienti è verso l'insufficienza respiratoria e la carenza di ossigeno. Il rapporto con i pazienti è cruciale, ma soprattutto ci tengo a sottolineare che diventa fondamentale in tutte le tappe del percorso di diagnosi e di cura, soprattutto allo scopo di stabilire un'alleanza terapeutica tra medico e paziente e con la finalità di mantenere l'aderenza alle terapie proposte. Ci tengo molto a sottolineare anche quanto sia fondamentale che i professionisti dedicati a queste malattie rare e malattie difficili alle volte da diagnosticare debbano comportare anche il coinvolgimento attraverso degli incontri formativi, incontri conoscitivi, incontri educazionali, come è avvenuto questo 30 settembre, mese dedicato alla fibrosi polmonare in tutta Europa, in cui l'azienda ospedaliera di Padova con l'equipe della pneumologia ha organizzato un momento educazionale rivolto ai pazienti e ai loro familiari. E proprio durante questo incontro abbiamo accolto i pazienti, abbiamo condiviso con loro le esperienze di vita e soprattutto i bisogni che ad oggi sono ancora disattesi e abbiamo reso note quelle che sono le principali novità in ambito farmacologico e in ambito anche di gestione non medica. E infatti, non ultimo, è stato molto interessante, molto ben apprezzato da parte dei pazienti e dei familiari l'intervento anche di professionisti non medici quali lo psicologo e quali il fisioterapista, che hanno aiutato questi pazienti a conoscere delle attività che possono migliorare la qualità di vita nel loro decorso della malattia.